Bretti, a te la linea Alessandro. Grazie Franco Lauro, buon pomeriggio a tutti. Uno splendido sole accompagna questa prima giornata del concorso ippico internazionale di La Bagnaia alle porte di Siena. Splendide immagini che ci vengono offerte dal regista Roberto Cambuti, uno splendido percorso, una categoria a tempo per questa prima giornata, una categoria a tempo importante che vede già all'opera cavalieri di tutto rispetto. Qui accanto a noi Duccio Bartalucci, mentre sta per prendere via la prova di Gianni Govoni. Buongiorno intanto Duccio. Ciao. Allora, Gianni Govoni monta Idalò. Io vedrei subito il percorso di Gianni, se sei d'accordo Sì, Duccio, poi... senz'altro, vediamo se Gianni affronta la gara con l'obiettivo di prendere il tempo di Arnaldo oppure se farà un percorso di ambientamento. Sì, allora diciamo subito che Arnaldo Bologni in sella a Mayday è in testa con 0 penalità nel tempo di 52,15. Direi che non sta forzando, sta facendo un percorso scorrevole, ma probabilmente punta con questo cavallo ad affrontare le gare più impegnative del concorso e quindi non rischia più di tanto in questa gara. Qui comunque ha fatto un'opzione, parleremo anche delle varie opzioni nell'ambito del percorso. Buono su questo largo suffosso. Affronta la gabbia, c'è errore, Sì, c'è errore in sul uscita. secondo elemento. E l'ultimo ostacolo per Gianni Govoni, una gara per lui compromessa, 4 le penalità, a questo punto a poco serve il tempo. Riepiloghiamo per un momento quella che è la classifica provvisoria. Primo posto Arnaldo Bologni, 52,15 percorso netto. Seconda posizione per Marco Marmont, monta Victor, 60,49, anche per lui percorso netto, mentre rivediamo le fasi del percorso di Gianni Govoni. Terza posizione per Francis Connors, che montava Moonleap, percorso netto nel tempo di 61,95. Dopo Gianni Govoni è la volta di Véronique Marquet-Danton, che monta Camina Van Bongarden. Allora, mentre intanto inquadrato il direttore di campo, Uliano Vezzani. A proposito di direttore di campo, un buon percorso e soprattutto alla luce del fatto che è un percorso della prima giornata di un concorso ippico internazionale. Sì. Percorso che prevede 440 metri nel tempo massimo di 76 secondi, tempo limite naturalmente di 152. Uliano ha fatto negli ultimi anni dei progressi enormi e senz'altro è uno dei direttori di campo più costruttivi nel senso della scelta dei tracciati, delle difficoltà. È uno che le sa dosare, non chiede mai nella prima giornata ai cavalli degli sforzi, quindi è sempre, per i cavalieri è sempre un piacere saltare i suoi percorsi. Questo è un tracciato più che ottimo per la prima giornata, non è proibitivo, comunque non è nemmeno semplicissimo. Sì, non è facile fare percorso netto, ci sono varie soluzioni per uno che vuole fare una gara competitiva, come in realtà ha fatto Arnaldo, che è stato il primo a entrare e ha imposto alla gara già dei ritmi elevatissimi, per cui i cavalieri che entrano dopo o rischiano moltissimo per cercare di prendere la prima posizione oppure lottano per le piazze d'onore. Intanto c'è errore. Duccio, tu hai preso il via subito dopo Arnaldo Bologni e questo ha condizionato un po' la tua scelta tattica? Sì, la tua... sì, in effetti io entrando per secondo avrei comunque fatto una gara competitiva, ma in prima giornata probabilmente non prendendomi dei rischi eccessivi. Invece Arnaldo è entrato per primo, ho visto il suo tracciato perché ero alla porta ad aspettare, per cui ho tentato una cosa quasi impossibile che mi è costata una fermata, per cui ho finito con 3 penalità. Però 4 le penalità per intanto 4 le penalità per Véronique Marquet-Danton, un rifiuto per Duccio Bartalucci che montava Sarlatan proprio sul largo sul fosso. Sì, Un fosso che sappiamo è di varie difficoltà, c'è il fosso senza acqua, Sì. è il fosso più semplice, il fosso con acqua come in questo caso. Io tentavo di fare una curva ancora più stretta di quella che aveva fatto Arnaldo, girare veramente in aria e
per passare all'interno del numero 3, e questo mi obbligava ad affrontare questo ostacolo molto piano, cioè ho rallentato ma il cavallo non ha interpretato questa mia azione correttamente, quindi ho fatto un rifiuto lì. Allora, con il percorso di Beat Mandley andiamo un po' a vedere insieme anche quelli che sono gli ostacoli. Ecco, questo potrebbe essere un cavaliere che se decide di tentare di fare la gara potrebbe essere pericoloso per Arnaldo. Ostacolo numero 1, verticale su siepe di 1,30 m. Ostacolo numero 2, un oxer 1,30 m per 1,30 m per 1,40 m. Ostacolo numero 3, un passaggio di sentiero 1,35 m, 1,40 m per 1,40 m. Ostacolo numero 4, un verticale sul cancello di 1,40 m. Ostacolo numero 5, un muro di 1,40 m. Quindi ostacolo numero 6, che è una gabbia, un falso largo, un ox stretto di 1,40 m, 1,40 m per un 90 cm, quindi un verticale. Poi siamo all'ostacolo numero 7, un passaggio su fosso carré, 1,40 m, 1,40 m per 1,40 m, quindi ostacolo numero 8, una gabbia verticale su siepe di 1,40 m, l'elemento A è un passaggio di sentiero di barriere di 1,40 m, 1,40 m, 1,50 m, qui il cavaliere già ci ha preceduto. Comunque finiamo ostacolo numero 9, verticale di tavolo di 1,40 m, un ostacolo numero 10, l'ultimo ostacolo, passaggio di sentiero, carré anche questo, 1,40 m, 1,40 m, 1,40 m. Quindi seconda posizione per Beat Mandley che montava Geneva. Vediamo che comunque ecco, anche Mandley, che è un cavaliere estremamente competitivo, ok, non ha esagerato nel fare la gara, ma prendere il tempo di Arnaldo è veramente non facile. Bisogna prendere dei rischi veramente considerevoli. Notevoli. Beh, non dimentichiamoci, mentre qui vediamo un po' quello che è il panorama che ci offre la Bagnaia, non dimentichiamoci che Arnaldo Bologni e Mayday ormai è un binomio più che affiatato e che ha ottenuto davvero grandi risultati. Sì, poi sicuramente è un binomio che nella giornata giusta, con un percorso netto, è estremamente veloce, cioè è un cavallo che non è facile. Ha guadagnato per esempio dalla gabbia numero 8 alle tavole numero 9 una falcata di galoppo rispetto agli altri, e così dal 9 al 10 tagliando l'angolo, quindi oltre che aver fatto il percorso a ritmi elevatissimi è anche nella condizione di aprire il galoppo e togliere dei tempi nelle linee, quindi questa è un'ulteriore situazione che lo rende estremamente competitivo. Intanto Bauer per l'Austria su Remos On, c'è un'impuntatura proprio del cavallo, dovuta a che cosa? Non so Lucio se ma guarda, quello è un salto, diciamo si entra in galoppo destro passando all'interno della riviera con dei colori abbastanza vistosi. I cavalli si sorprendono, o lo saltano estremamente bene nel senso di rispettarlo, oppure molti cavalli rimangono quasi sorpresi, allora o può succedere una fermata o uno scarto, oppure un brutto salto e un errore grossolano. Il colore di quell'ostacolo, il colore arancione, e i cavalli appunto sono portati. Sì, poi arriva un po' a inizio percorso, i cavalli escono da una curva, hanno poco tempo per rendersene conto, per visualizzarlo, e questa è una difficoltà in più. Intanto sta per terminare il percorso dell'austriaco, termina in questo momento. Una fermata, dunque sono tre penalità, e quindi anche per l'austriaco gara che non dirà molto ai fini della classifica. E adesso è la volta di Leslie McNaught Mandley, monta Parodi 196. Ecco, qui rivediamo alcune fasi del percorso dell'austriaco. Questa è la gabbia. Parodi è una cavalla figlia di Fanny Sander, Leslie McNaught, nata nel 64. Era il salto successivo alla gabbia, il fosso numero 7. Ecco inquadrata l'amazzone svizzera. Questo può essere un binomio pericoloso se decide di fare la gara, ma probabilmente in prima giornata può essere che con questo cavallo effettui un percorso di ambientamento. Lo vedremo già da come affronta i primi salti,
se la tattica sarà quella di cercare il primo posto oppure di lavorare per i giorni successivi. È un buon numero 1 questo, Duccio? Sì. Soprattutto non c'è uno piuttosto pieno, non è? Sì, poi non c'è molto spazio per poter prendere un galoppo ampio da lontano, quindi si parte con una curva un po' più stretta prima della riviera. Qui c'è l'ostacolo che è costato caro al concorrente precedente. Sì, sta saltando con un buon ritmo, ma non tale da impensierire. Anche l'ostacolo numero 4, il verticale su cancello, può creare qualche problema a quelle due masse in pratica, no? Sì, soprattutto poi ecco, è un fronte più stretto, una barriera di un colore opaco, chiara, quindi alcuni cavalli magari prestano più attenzione alla base, al cancello e si appoggiano sulla barriera. La barriera è estremamente leggera. C'è errore intanto, c'è errore commesso da Leslie McNaught Mandley e termina la sua prova, quindi una prova che non può impensierire certamente i primi della classifica. E comunque in prima giornata è molto, diciamo, il concorso è molto tattico, no? Nel senso che ci sono alcuni cavalieri che invece partono già da casa, diciamo, mentalmente preparati, condizionati a tentare un successo in prima giornata, quando si sa che magari molti saltano con minori ambizioni, no? Con minori velleità, altri che invece basano il concorso, fanno una prima giornata di ambientamento, lavorano i cavalli, non forzano per poi puntare tutto magari sulle gare delle giornate successive. Quindi il primo giorno è sempre una giornata tattica nei concorsi ippici. Per la Germania Alfred Glock Jr. che monta Captain Hook by Mr. Turkey. E a proposito di Junior, mi viene in mente la finale del circuito d'eccellenza, ma soprattutto il mondiale che si è svolto proprio poco fa in Belgio, pochi giorni fa alla Naken, mondiale dei giovani cavalli. Duccio, un concorso un mondiale che ci ha visto abbastanza protagonisti, se vogliamo, con Filippo Moyerson e con Jerry Smith. Ottavo Filippo Moyerson su Sarkittu, un cavallo italiano di 5 anni, secondo Jerry Smith su Ica Morca, cavallo olandese di 6 anni. Sì, col quale aveva vinto già i campionati olandesi dei cavalli dei 6 anni. Questa è una cosa molto positiva, perché comunque è un incentivo in più per i cavalieri importanti nel continuare a montare dei cavalli giovani, che è una strada sicuramente indispensabile per arrivare ad avere nell'arco degli anni dei ricambi validi. Quindi già il fatto di avere in Italia quest'anno la federazione ha inserito questo circuito d'eccellenza, che è stato fatto sotto un profilo tecnico, direi finora molto bene, sono stati affidati appunto le costruzioni dei percorsi tutte quante allo stesso direttore di campo, Auliano Vezzani, e c'è stata un'ottima gradualità. E ora ci sarà una finale a Modena al Pavarotti il 13 dall'11 al 13 ottobre. Sì. Intanto il regista Gambuti ci ripropone le fasi più importanti del percorso del cavaliere precedente. Adesso siamo sull'olandese Rob Eras su collezione Cesaro La Perla. Mi sembra ci siano 2 o 3 opzioni nell'ambito di questo percorso. Sì, sicuramente diciamo chi fa un giro subito competitivo qui, sì, all'interno della riviera, cioè lasciare la riviera alla propria sinistra e uscire dalla curva e avere dopo 3 falcate di galoppo questo largo arancione che è impegnativo. E poi c'è questo tratto più o meno obbligato, 4-5, il muro, si può stare sulla linea interna, cioè dal 4 al 5, ecco, qui cosa c'è che un'altra opzione. Poi c'è questo dietro front e più o meno tutti quanti comunque girano all'interno dell'ostacolo del numero 10, anche perché l'ingresso della combinazione è un falso largo. È piuttosto veloce, se non sbaglio? Sì, è abbastanza veloce, anche se non è comunque un tempo che può certo, poteva essere un percorso da inserirsi al secondo, terzo posto, non certamente. Ormai invece gara compromessa, c'è errore al primo elemento della gabbia e termina quindi con 4 penalità il percorso di Rob Eras, che montava collezione Cesaro La Perla.
4 le Ecco, ci viene anche confermato dalla giuria di La Bagnaia. Prossimo concorrente, il belga Peter Postelmans, che monta Carisma 3. E qui probabilmente rivediamo proprio l'errore. Era il 22esimo binomio in campo, Anzi, no. quello composto dal cavaliere olandese Roberas. Ma questo è un bel passaggio però La Perla. Ora il dell'olandese. vede protagonisti l'Amazzone Barbara Hopf per l'Austria su Alvorado, numero 70 di testiera. Now next to go for Austria, number 70, Alvorado, ridden by Barbara Hopf. Barbara Hopf monta Alvorado. Un campo di gara, Duccio Bartalucci, eccezionale. Nel corso delle giornate precedenti è caduta parecchia acqua, acqua abbondante, parecchia pioggia, e mi sembra che invece il prato di questa tenuta sia in ottimo stato, in ottime condizioni. No, ottime condizioni del campo, e come sempre comunque un concorso di grandissimo livello. Infatti dobbiamo ringraziare Andrea Riffeser ancora una volta, perché questo è uno dei posti più belli che ci sono in Italia per poter fare un concorso ippico. E il fatto appunto che l'anno scorso ci sono stati i campionati, quest'anno la tradizione continua con un internazionale è un elemento veramente importante. Questo è importantissimo perché consente comunque di avere in Italia un circuito di gare adeguato e di non essere costretti sempre a dover andare all'estero per affrontare delle competizioni di livello alto. Certo, intanto c'è stato errore al primo elemento della gabbia, ostacolo numero 6, e sta per terminare la prova di Barbara Hopf su Alvorado. Eccolo qui, finisce in questo momento, 4 penalità per Barbara Hopf, e quindi resiste al comando della classifica provvisoria Arnaldo Bologni su Mayday con il tempo di 52 e 15. Qui vediamo proprio l'errore. Sì, non vorrei fare delle previsioni che poi come sempre Eccolo diventano, qui, errore no? col posteriore che con non portano bene. Ma io credo che l'unico che può battere Arnaldo però deve fare tutto veramente in maniera stratosferica e avere anche la fortuna che non succedano, che non tocchi una barriera e cada. Può essere Filippo Moyerson con Acorn, però non vedo altri tra i prossimi partenti che possano avvicinarsi al tempo sì, lo sta dicendo realizzato da Martuscelli. Sono tutti tempi piuttosto lontani. Certo. E adesso è la volta di Ben Schroeder che monta Bolvorms Delia. Non c'è un gran numero di persone sugli spalti, comunque si riempirà credo tutto domenica, avviene spesso così quella Bagnaia. Normalmente già il sabato c'è molta gente, domenica veramente un grandissimo pubblico. E come dicevamo, Intanto questo è l'ultimo appuntamento in Italia dal punto di vista internazionale per quanto riguarda le gare all'aperto. Sì. Duccio, com'è andata la stagione per il tricolore che il nostro regista Roberto Gambuti ci sta inquadrando? È andata purtroppo non in maniera straordinaria, in maniera positiva con continuità. Ci sono state delle punte alte, delle punte meno alte, qualche situazione magari non positiva. La cosa importante è che comunque rispetto ad anni fa c'è, direi, una diversa mentalità, una diversa situazione nei cavalieri, nella federazione, nel voler comunque essere in campo, combattere, essere presenti. Questo è secondo me comunque un aspetto estremamente positivo. Anche oltre i nostri confini. Sì, c'è molta più partecipazione, cioè la competitività internazionale si raggiunge andando all'estero, viaggiando, facendo gare, continuando a competere con i migliori. E questa è una cosa che sarà importante tenere presente nel futuro, no? Nei prossimi anni, con la prossima gestione federale, per non ritornare indietro, cioè cercare di analizzare magari le cose che non hanno funzionato al meglio, correggerle, ma mantenere questa volontà che è quella di continuare ad andare fuori e continuare a fare le gare,
ok, perdere perché comunque è soltanto uno quello che vince, gli altri hanno perso tutti, ma non pensare che si possano risolvere determinate situazioni chiudendo le frontiere o rimanendo in Italia. Cioè, abbiamo necessità, io credo, di continuare a confrontarci e rimanere nel grande circuito internazionale. Intanto quinto posto provvisorio per Ben Schroeder su Ballrooms Delia, percorso netto, come ci hanno mostrato le immagini, nel tempo di 65 e 71. Adesso è la volta di Fabrizio Ambrosetti, un giovane, classe 1969. Ambrosetti monta al Canne, è stato campione italiano juniores, campione italiano Young Rider nell'89. Ha avuto però problemi alla schiena questo ragazzo, e ha ripreso l'attività da poco. Il cavaliere olandese Ben Schroeder su Ballrooms ecco dunque ora è la volta del Fabrizio Ambrosetti. Alciano è una cavalla nata in Belgio nell'84, reduce 2 settimane or solo dal concorso internazionale di Lugano, dove ha ottenuto il quinto posto in una categoria a barrage. Now for Italy, number 80, Alcian, ridden by Fabrizio Ambrosetti. Ecco Ambrosetti che si presenta alla giuria ed è pronto dunque per affrontare i 10 ostacoli del percorso disegnato, lo ricordiamo ancora una volta, da Giuliano Vezzani. 10 ostacoli per 12 salti, 2 gabbie all'ostacolo numero 6 e ostacolo numero 8. Subito il verticale su siepe. Già da questi primi ostacoli possiamo già notare che l'andatura non può essere di quelle vincenti. No, probabilmente anche lui facendo un percorso, questo credo che sia il cavallo che probabilmente punta a montare nel Gran Premio di domenica, quindi sta facendo un percorso di ambientamento, ha un buon ritmo, non perde tempo, cioè non è che allarga le curve, però non è sicuramente il ritmo giusto per poter impensierire. Diciamo Duccio, anche per gli ascoltatori meno esperti di equitazione, che ovviamente i percorsi della prima giornata sono percorsi più di preparazione poi a quelle che sono le gare successive, le gare importanti che solitamente avvengono e si disputano nelle ultime giornate. Sì, appunto, come abbiamo detto prima, poi ci sono alcuni che invece puntano e partono già fortissimo. Per esempio nella gara di questa mattina abbiamo visto un percorso di Michel Robert veramente straordinario come competitività, il percorso di Arnaldo primo a partire in questa gara aveva quei connotati. Proprio un rifiuto all'ultimo ostacolo numero 10. Lo ripete, c'è oltretutto errore all'ostacolo numero 10. E questa è comunque una tappa importante, Bartalucci, perché fra 3 settimane circa ad Alabirdi si svolgerà il campionato italiano. Il totale delle penalità per Alcian. Campionato ad Alabirdi, un posto veramente molto bello, un impianto fantastico, un campo in erba grande e una sede dove tra l'altro dovremmo anche trovare il tempo buono. Normalmente il settembre-ottobre in Sardegna sono veramente belli. Io sono stato l'anno scorso a fare un Formula 1 in questo periodo ed è stato veramente uno dei concorsi più belli della stagione. E qui Arnaldo Bologni sarà sicuramente nei pressi del campo di gara, perché sta per prendere via la prova di Alessia Marioni. Monta Experiment, monta lei con Arnaldo Bologni, una ragazza giovanissima di 22 anni. Ha fatto una buonissima gara questa mattina, è stata terza dietro Michel Robert e Christophe Pouillet, quindi è stata la migliore del gruppo italiano. Tra l'altro Bartalucci Marioni sta ottenendo anche dei buoni risultati, è giunta settima nella Coppa del Re a Madrid e 11ª del Gran Premio del concorso internazionale di Pinerolo. Mi sembra che comunque stia attaccando. Sì, è partita nei limiti, ma sta attaccando. È partita già con un'idea di gara.
forse qui non ha stretto proprio moltissimo, tra l'altro ha commesso errore. Comunque continuiamo a seguire la prova della Marioni. Cavallo anche piuttosto agile. Sì, questo è un cavallo, all'inizio della stagione, l'inverno scorso, è stata protagonista di alcune gare veramente eccellenti con questo cavallo. Experiment, un cavallo olandese di 10 anni. Per Experiment, 4 le penalità, 58 secondi e 51. Infatti 58 secondi e 51 è il tempo di Alessia Marioni. Commesso un errore, sarebbe stata seconda la Marioni. Sì. Quella che si è avvicinata Subito, esatto, di più, subito alle spalle del suo Sì. maestro, Sì, possiamo dire così, sì. Arnaldo Bologni. Ecco l'errore che ci è riproposto al rallentatore. Anche la stessa giuria sta annunciando proprio questo splendido tempo. Eccolo qui l'errore. Che è successo? Sì. Luciano? Ma è un ostacolo abbastanza insidioso, perché un falso largo con una siepe in mezzo, barriere bianche e gialle. Il cavallo ha saltato molto bene con gli anteriori, il posteriore, anziché sollevarsi per completare il salto, è rimasto un po' steso e quindi ha accompagnato la barriera, l'ha presa proprio accompagnandola. Dopo Alessia Marioni è la volta di Peter Postelmans per il Belgio. Lo vedete inquadrato, un primo piano, monta Carisma 3. E qui ci ha raggiunto in postazione, e lo ringraziamo per questo, Arnaldo Bologni. Buongiorno Arnaldo. Ciao. Hai finito di seguire Alessia Marioni, è andata molto bene, ha ottenuto il secondo tempo, peccato per quell'errore. Sì, peccato, si è preoccupato della copertura, che in realtà non c'è bisogno della copertura per l'entrata di questa combinazione. Però è sempre un gioco alla fine. E invece ancora meglio sono andate le cose per te. Tu sei al primo posto della classifica, hai montato Mayday, tuo cavallo. Come dei... un feeling ormai, particolare, esatto, c'è un buon feeling. Ho esagerato un attimino, essendo anche per primo a partire, non avevo le idee chiare, avendo degli altri concorrenti dietro come Gianni, Michel Robert, così, che sono veramente dei galoppatori. Ho cercato di fare il massimo per il tracciato. Beh, mi sembra che idee chiare ce le hai avute, visto che sei al comando. Il cavallo in questo momento è anche fresco, perciò è veramente pronto per tirare tutte le gare che gli faccio fare in questo periodo. Lo sai che Beat Mandley, che è al secondo posto, ha 7 secondi di ritardo da te? Oddio, non è una gara di Formula 1, però... Io non conosco il cavallo che monta Medley, però conosco Mayday. Quando fa zero con la velocità è abbastanza difficile prenderlo. Tra l'altro con Mayday tu hai ottenuto, a parte che hai vinto l'Oxio di Roma, e quello ce lo ricordiamo tutti nel 94. Hai vinto alla Ball, ad Aachen. Sì, il cavallo ogni concorso che va, adesso ha raggiunto anche una sua età di 17 anni, cerco di fare delle categorie per cercare di vincerle, non voler fare delle gran premi o delle Coppe delle Nazioni, che per lui in questo momento ne risente un po' di tutti gli anni che io ho fatto le gare. Perciò per lui è importante vincere, che vinca una gara piccola o grossa, quando vince lui è contento. Ce ne fossero di 17enni come Mayday, eh? Eh sì, spero di trovarne uno e affiancarlo. Lo monterai anche ai campionati? Sì, ai campionati monterò Mayday. Duccio Bartolucci, tu? Non lo so ancora, spero di poter montare Tuot Wendel, che ha avuto un infortunio a Dublino e soltanto nei prossimi giorni ha ripreso. Ora qui ce l'ho per iniziare a rilavorare, e se no monterò Golda, che ultimamente ha saltato molto bene, quindi comunque o l'uno o l'altro. Intanto il maresciallo Stefano Nogara che monta Kill Coolen King. Arnaldo, secondo te chi potrebbe ancora darti fastidio? Duccio l'ha detto, Duccio, sai, nella gara non si sa mai fino alla fine, però abbiamo il calo che entra dopo è veramente velocissimo. E con Filippo questo calo qui ha vinto in tutti i posti
dove ha partecipato ai concorsi ha sempre vinto una gara o due a tempo, perciò guardando i cavalieri che devono ancora entrare penso che può essere lui quello che passa in testa. Come avevi detto tu, Duccio? Io ho detto, cioè, soltanto Filippo facendo una prestazione superlativa, perché secondo me, cioè, il tempo che ha fatto Arnaldo in questo percorso è non dico impossibile, perché nell'equitazione ancora non esiste, no, questa soluzione dell'impossibile, certo. Però è veramente difficile di poterlo riprendere. Ci distraiamo un attimo da quella che è la gara. Comunque mi sembra che al di là degli errori di Stefano Nogara il ritmo non fosse di quelli eccessivi, quindi possiamo anche... Stefano sta montando un cavallo di 7 anni che ha le prime armi di percorsi certo. di questa elevatura e sta solamente cercando di fargli fare dell'esperienza. Ecco l'ultimo ostacolo per Stefano Nogara, il maresciallo, e termina qui la sua prova. Allora attendiamo l'ingresso sul campo di Filippo Moyerson e il suo Loro Piana Eikon, con il quale tra l'altro ha ottenuto 2 vittorie nel precedente concorso ippico internazionale di Pinerolo. Non c'è nessuno di No, voi. nessuno dei due c'era. Comunque lo dico io. Sì, no, però Per l'Italia in campo un binomio che potrebbe impensierire Arnaldo Bologna e Questa giuria sì, arriva c'è sempre un un po' di- secondo dopo di noi. Comunque Eikon, cavallo italiano, anche questo è importante, di 13 anni. di Testiera. Chi vuole seguire questo percorso? Duccio o Arnaldo? seguo io, Duccio. sono meno parte in causa. Con più serenità puoi commentarlo. Italiano, figlio di Lisander Kimona, vincitore di molte gare. Filippo Moyerson credo lo conoscano in molti, è un veterano, se vogliamo, dei cavalieri italiani, nato nel 54, ha vinto i campionati italiani per 3 volte, nel 96 primo nel Gran Premio appunto del concorso ippico internazionale di Pinerolo, secondo nel Gran Premio di Cervia, terzo in Coppa Dublino. Vediamolo, sta attaccando, questo Sì, è sicuro. l'inizio è buono. Allora, Ha toccato ma non è caduto l'ostacolo. sì, per ora secondo me ha un buon ritmo, ma non credo che sia, cioè secondo me per ora sta girando sui 54-55 secondi. Sta saltando molto bene, ha un tempo di galoppo in più rispetto a Arnaldo per andare alle tavole e ancora un tempo di galoppo in più sull'ultimo. Penso non Sì, un buon sia sui percorso, 55 secondi. un buon percorso, sicuramente c'è il percorso netto, bisogna aspettare adesso il tempo. 57 Zero nel letalità 21. per Filippo Grazie alle Moyerson, telecamere siamo in grado con 57 secondi di vedere 21, il tempo di dunque, Filippo secondo Moyerson, posto quindi Sì. 57, in classifica 5 secondi Moyerson ancora alle meglio di Filippo Moyerson. Qui rivediamo le immagini rallentate, questo splendido passaggio proprio in questo falso largo, primo elemento della gabbia. Comunque un buon percorso, Sì, si conferma. ha Eikon. saltato molto bene, probabilmente come ha detto Arnaldo ha fatto una scelta tattica, ha pensato che era difficile poter andare in testa, si è accontentato del secondo posto e cercherà domani di dare di più. Ricordiamo che l'Oxer stretto, falso largo che dir si voglia, misura 140, 1,40 m, 1,40 m, 90 cm. E questo proprio per consentire, no, questa opzione, questa girata stretta rispetto all'ostacolo numero 10. Un ostacolo troppo largo avrebbe sicuramente portato il cavallo all'errore. Emanuele Castellini. Ho comunque Montacalettino. frenato mentalmente molti cavalieri, no, nell'affrontare una curva stretta, invece Certo. sì. Questo Parla campo, col microfono Arnaldo, se no chi ti questo sente? campo qui, essendo un po' a schiena d'asino, quando gli ostacoli sono al centro bisogna cercare di affrontarli veramente con un buon ritmo e una buona decisione, perché fa perdere un po' la copertura ai cavalli. Emanuele Castellini, che è esordito molto giovane, adesso ha più di 40 anni,
Nel 96 ha ottenuto un buon terzo posto in Coppa a Dublino. Affronta adesso il muro, un muro che non ha creato particolari problemi. Ecco qui proprio il falso largo e il verticale. Qui c'è il largo sul fosso. Seconda gabbia, verticale primo elemento, largo il secondo. Adesso c'è il verticale di tavole, ostacolo numero 9. È un buon percorso anche questo di Castellini. Aspettiamo solo di conoscere il tempo, comunque è un buon percorso. Sì, terzo quarto sarà. 59 e 40, quindi Castellini. Allora ripetiamo per un momento la classifica provvisoria. Primo posto Arnaldo Bologni, seconda posizione Filippo Moyerson, terza Castellini. I tempi 52,15 per Bologni, 57,21 per Moyerson, 59 e 40 per Castellini. Insomma, si delinea una tripletta azzurra. Non sono gol, ma no, per ora va bene. L'Italia ora è la volta di scoccata l'ora. la Falco Z numero 94 di Cestiera. So, Italy now number 94, Falco Z, written by E adesso Jerry Smith. Jerry Smith monta Falco Z. Abbiamo parlato prima di Jerry Smith e dei suoi buoni risultati ottenuti alla Naken in Belgio ai mondiali dei cavalli giovani. 27 anni per Jerry Smith. 94. Nel 96 terzo nel Gran Premio Europa di Aachen ed è stato, questo è importante, il miglior cavaliere italiano alle Olimpiadi di Atlanta, che si sono svolte proprio poco fa. Forse diciamo il suo cavallo sulla carta di punta, poi ha avuto attenzione però, qualche disavventura. un rifiuto. Sì. Un rifiuto al solito ostacolo colorato, Sì. quell'ostacolo arancione. 17° posto a Barcellona, 18° ad Atlanta per Jerry Smith. Vediamo, questa volta lo supera bene. Sì, sta riprendendo il cavallo in lavoro da un periodo di inattività. Aveva saltato veramente molto bene all'inizio stagione a Torino, poi ha avuto dei contrattempi, alla fine ha partecipato alle Olimpiadi con però il Costa. secondo rifiuto. Duccio, cosa può accadere in situazioni del genere? Si perde quell'affinità, il cavallo? No, probabilmente ora il cavallo è, diciamo, sta rientrando in lavoro, non ha ancora mentalmente probabilmente ripreso, no, la situazione della gara, del percorso, quindi... Cioè, ma è anche timoroso un cavallo? Ma dipende un po' dall'indole, ci sono dei cavalli che hanno bisogno di effettuare più di un percorso, qualche concorso per rientrare nella forma, e altri magari che anche dopo un periodo di inattività rientrano e sono più un fatto mentale, no? Varia da cavallo a cavallo. Probabilmente starà lavorando non poco Jerry Smith per riportare il suo Falco Z in condizioni di forma eccellenti. Ostacolo numero 9, anche questo un ostacolo che bisogna temere, anche perché si è portati proprio ad avvicinarsi troppo, no? Sì, il cavallo fisicamente sembra in buonissima condizione, ha saltato bene, probabilmente appunto è più un fattore mentale dovuto all'inattività che recupererà senz'altro nelle prossime giornate e nei prossimi concorsi. Quindi poco importa in gare come queste il risultato? Sì, è importante su un cavallo come questo ritrovare, no, lo stato fisico e... Inutile pure ricordare 21 punti e 40 di penalità. Ecco, qui vediamo proprio il primo rifiuto da parte di Jerry Smith e il suo Falco Z. No, questo è il secondo, mi sembra. Questo è il secondo, sì. Grazie al regista Roberto Gambuti, che ci offre queste immagini puntuali di un Jerry Smith che cerca di riportare il suo cavallo in ottima forma. Questa è la tenuta della bagnaia, sempre un piacere venire qua. Arnaldo, vedo che scuote a testa, splendido, continui a dire. Quando si vengono a fare i concorsi in questi posti
è veramente bello starci. E io vedo i cavalli che quando vengono negli spazi erbosi come può essere la bagnaia danno il massimo di quello che possono dare. Anche per loro è bello venire nei posti dove possono avere del verde e del gran spazio. Gaëtan Colantonuo per la Francia monta Upper Bride. Poi oltre ai cavalli anche da parte vostra c'è, siete meglio no, concorsi nei posti belli si fanno molto più volentieri. Ecco, appunto, quello volevo dire. Sì. E comunque mi sembra che questo binomio stia attaccando. Sì. Cavallo piuttosto agile. Sì, però qui per esempio ha allargato la curva. Sì, qui questo assolutamente. già dovrebbe consentire a Filippo e a Emanuele di conservare la seconda e terza posizione. Dando per scontato che la prima sì, non no, sia vabbè, nemmeno la prima è in dubbio. È assodato. Cioè, se è rimasto a 5 secondi Acorn non credo che ci siano più problemi. Sì, stanno perché è stato uno dei pochi cavalieri che ha attaccato optato... la... Sì, comunque l'ha attaccata però con la consapevolezza di rinunciare all'idea di vincere. Certo. Infatti termina il percorso del francese Gaëtan Colantonuo, montava Upper Bride. Ricordiamo che si trattava del 32esimo binomio in gara, ne mancano 6 per la precisione, andiamoli a vedere. Per la Germania Jürgen Kruas che monta adesso Furano, poi sarà la volta di Marco Porro per l'Italia che monterà Fiona, quindi Massimo Grossato monterà Rosier du Rosel, terzultimo concorrente Marcello Carraro su Chevignon, penultimo concorrente Alessandro Carrassi de Villar. Penso che qualcuno preferisca fare qualcos'altro, guardate. E poi questo è il figlio di Arnaldo che mangia un gelato. Appunto dico, però Arnaldo adesso è uscito. Ultima concorrente Federica Salvadori su Cyrano della Jonquière. Arnaldo, hai visto? C'era tuo figlio in diretta che mangiava un gelato più grande di lui. Gaëtan Colantonuo. Abbiamo visto la prova sua. E adesso questo è già un errore. Niente. Questo aveva comunque impostato la gara per attaccare. Poteva essere un cavaliere che poteva insediare la seconda o terza posizione. Sì, poi vediamo subito che appena il cavaliere commette errore anche il ritmo cala vistosamente. È inutile a questo punto rischiare il cavallo. Alcuni continuano lo stesso a fare la gara competitiva perché può essere anche quella una forma di allenamento, di preparazione, altri rallentano e gestiscono magari il percorso con un'altra idea, con un'altra tattica. Dipendono da tanti fattori, mentalità del sì. cavallo, condizione fisica, forma, sì, tutto. E certamente ecco quello che comunque capita quando imposti la gara per correre, ti capita un errore all'inizio e comunque perdi un po' di motivazione, no? Da un punto di vista psicologico. Sì. Si parte con un'idea e poi quando capita l'errore automaticamente viene lo stimolo di rallentare perché non serve più, oppure se uno verso la fine sa che non ci sono tanti zero cerca di rimanere con 4 più veloce per cercare di riuscire a entrare a premio. Una cavalla di origine belga, figlia di List Darden. Altre immagini che danno un po' l'idea, no? del clima che si respira qui. Adesso Marco Porro monta Fiona, cavallo belga di 14 anni. E Marco è un cavaliere che tira sempre le gare. Adesso la Carlo non la conosco tanto, ma lui è un garista. Subito qualche difficoltà all'ostacolo numero 2.
Bologna? Ma dicevo, io la cala non la conosco tanto bene, però questo campo, negli ostacoli che ci sono nel mezzo, essendo un campo fatto un attimino a schiena d'asino, i primi larghi cali risentono un po' della mancanza della copertura. Comunque mi sembra un cavallo piuttosto agile, no? Sì, è svelto anche perché Svelto, è un sì. figlio di Lisle Darmen e i figli di Lisle Darmen sono tutti insanguati e aggressivi nel salto. Sì, sembra buona la sua prova. Sempre proteso in avanti, no? Sì, forse può mancare un po' di copertura. Ah, qui ha toccato l'ostacolo, ma è stato anche fortunato. E termina quindi anche la prova di Marco Porro che montava Fiona. Attendiamo adesso il tempo di questo le binomio. penalità per Fiona, 59 secondi e 75, e dunque quinto posto in classifica per Marco Porro. Quinto posto per Marco Porro, il suo tempo 59 e 75. Ricordiamo che Beat Mandley aveva totalizzato 59 secondi e 72, quindi per 3 centesimi Marco Porro non si piazza davanti a Beat Mandley. Se avete notato, il direttore di campo ha cercato di mettere la sabbia verde per non far vedere le zone già rovinate dai cavalli. Arnaldo, ma tu sveli questi trucchi? No, Doveva stavo- rimanere nascosto. Stavo già guardando per dove i cavalli hanno saltato stamattina e Giuliano, che è un in gamba per queste cose, ha mescolato la sabbia, sarà con della vernice, per far proprio non vedere già le zone un po' rovinate dai cavalli. È proprio sabbia verde, così mi ha detto. Sabbia verde, sì. Quando guardavo il campo, Roccia verde, ecco, meglio. però vediamo Viene Massimo sgretolata. che è uno che cerca la gara. Massimo Grossato monta Rosier du Rosel. Bene anche sta facendo sulla un gabbia. buonissimo Duccio giro, Bartolucci. Ultimo ostacolo per Massimo Grossato. Ah, bene, Sì, finisce. buon giro, Buon giro questo secondo o di Grossato. terzo posto. Secondo o terzo posto dice Duccio Sì, Bartolucci. forse tra invece Filippo e... 0 le penalità per Rosier di Rosel, il tempo è di 55 secondi Sì. e 55 e 36, quindi secondo posto per Massimo Grossato e Rosier du Rosel. Secondo posto quindi 55 e 36. Rosier di Rosel, clear round 55-36. Ecco la sabbia verde di cui parlavamo. Dall'Italia Marcello Carraro su Chevignon, numero 100. Svelato il trucco. Italy now 115. Beh, comunque al di là di quelle piccole zone, dicevamo prima del campo di gara, che comunque è in ottime condizioni, ha piovuto parecchio nei giorni scorsi. Sì, no, il fondo è veramente buono. Tanto Arnaldo stanno già chiamando per le premiazioni, credo No, che tra perché- poco tu ci dovrai lasciare. Sì, perché hanno detto che bisogna cercare di essere veramente puntuali, perché vogliono cercare di fare ancora la terza gara con la ripresa. Bene, allora se vuoi noi ti ringraziamo per essere stato con noi e Grazie, complimenti per la gara. Ciao. Di modo non è ancora finito. No, non è finita, no, però per la gara, non per la vittoria. Marcello Carraro monta Chevignon, cavallo tedesco di 13 anni. Scaramantico Arnaldo Bologna. Sì, Duccio, beh, dai. è normale, però direi Sì, che non è finita, direi ovviamente. che può stare tranquillo. Ricordiamo 52 e 15 per Bologna, 55 e 36 per Grossato, 57 e 21 per Moyerson e E 59 anche e 40. Marcello Intanto, Carraro esatto, sta facendo una buonissima gara e potrebbe essere anche lui intorno alla seconda secondo terza terzo posizione. posto. 0 le penalità per Chevignon, il tempo è di 57 secondi 86, quarto. Quarto. 87, Sì, 86. si è avvicinato al tempo di Filippo Moyers. Mancano due concorrenti. Alessandro Carrassi del Villar, che monta B-Bold, e Federica Salvadori su Cyrano della Jonquière. Ecco, rivediamo ancora qualche immagine rallentata.
della prova di Marcello Carraro prima di passare su Alessandro Carrassi del Villar. Il suo cavallo, B-Ball, un cavallo irlandese di 10 anni. Conosci? Sì. Alessandro Carrassi ha fatto delle buone gare con questo cavallo e anche delle gare di livello superiore come entità degli ostacoli. Tra l'altro nel 96 ha vinto una prova dell'internazionale di Telfs. Mi sta saltando con un discreto ritmo. È romano, è un dilettante Sì, è un nel vero senso dilettante. della parola. Comunque con esperienza ha montato C'è errore intanto. diversi anni nell'Arma dei Carabinieri in gioventù ed era un cavaliere che aveva fatto un ottimo assieme con una cavalla irlandese e è stato vincitore di numerose gare anche a tempo con questa cavalla. Intanto c'è stato errore proprio all'ostacolo numero 4, l'ostacolo di cui parlavamo prima, quel verticale sul cancello, che prevede come difficoltà il fatto che il cavallo si possa distrarre sulla massa grande e si possa concentrare sulla massa grande e distrarre invece su quella piccola. Intanto il figlio di Arnaldo Bologni è venuto qui, quello del gelato di prima, riprende il telefonino. 12 penalità per B-Bold, quindi 12 penalità, nessun problema per il primo posto di Arnaldo. E adesso Federica Salvadori monta Cyrano della Jonquière, cavallo belga di 10 anni. Prego. È una vittoria dell'Italia, ma Federica normalmente con questo cavallo salterà poi le gare alte nei prossimi giorni, quindi ritengo che faccia in questo percorso una gara di preparazione, una gara di avvio di concorso, quindi sicuramente diciamo nei primissimi posti la classifica non dovrebbe più cambiare. Salvadori, una famiglia, una garanzia per l'equitazione italiana, fratelli, sorelle, padre, tutti alle prese con i cavalli, 5 sorelle addirittura. Nel 96 quest'anno ha ottenuto buoni risultati, comunque è arrivata quarta nel Gran Premio del concorso internazionale Inviti di Cervia, decima nel Gran Premio del concorso internazionale di Bologna e 15esima nel Gran Premio del concorso internazionale di Pinerolo. Non sta rischiando più di tanto, sta facendo... come dicevi tu. Il cavallo sta assaggiando un po', no? Il terreno di gara. Beh, sta saltando comunque con un discreto ritmo e ha fatto anche una curva abbastanza stretta per la gabbia numero 6. Qui è stata più che altro fortunata nel primo elemento della gabbia. Sì, Carlo si è un po' appoggiato sulla barriera. Termina la prova di Federica Salvadori, termina anche la gara, premio numero 2. Ormai il nostro regista si è innamorato del figlio di Bologna e andrà dal papà in attesa della premiazione. 0 penalità per Federica Salvadori. 64,97 il tempo di Federica Salvatori, mentre ci vengono riproposte le immagini rallentate del percorso di Federica Salvadori. Questa la classifica finale: primo posto e vittoria per Arnaldo Bologni su Mayday, percorso netto. Uliano Vezzani accompagna proprio i cavalieri premiati. Il tempo 52,15. Secondo posto per Grossato, 55,36 percorso netto. Massimo Grossato montava Rosier du Rosel. Terza posizione, percorso netto, e 57,21 il tempo per Filippo Moyerson sul loro piana Acorn. Quarta posizione per Marcello Carraro su Chevignon
ancora percorso netto 57 e 86. Duccio Bartolucci, mentre vediamo inquadrato proprio Arnaldo Bologni, un commento su questa gara ora che è finita. Vittoria direi meritata, primo concorrente a scendere in campo, dunque non aveva neppure un termine di paragone con gli altri concorrenti, e vittoria. Può questo essere, a volte sicuramente è uno svantaggio, a volte può essere invece un vantaggio, come in fondo è stato anche per Arnaldo Bologni. Ecco, lui, il bambino, va dal papà. Beh, Arnaldo ha fatto una gara veramente eccellente e diciamo che ha analizzato il percorso, ha fatto le scelte giuste. Mayday è fresco in questo momento, estremamente voglioso di saltare, competitivo, quindi diciamo che probabilmente poco cambiava anche se entrava successivamente. Noi di fronte all'inno nazionale ci alziamo in piedi. Arnaldo Bologni quindi e Mayday vincono questo secondo premio del concorso ippico internazionale di La Bagnaia, ricordiamo alle porte di Siena. Noi ricordiamo che domani un altro appuntamento importante, tanto quello del pomeriggio con il secondo premio della giornata, intorno alle 16:15, sempre su questa rete, e poi appuntamento notturno intorno alla mezzanotte e 10. L'appuntamento notturno prevede il derby, un derby che si preannuncia interessante. Sì, io ancora non ho visto i salti fuori, adesso approfitterò quando ci sarà la ricognizione del percorso della gara più alta per fare anche un giro all'esterno, però così coreograficamente è molto suggestivo il posto, il tracciato e gli ostacoli che sono stati messi. Bisogna andarli a vedere da vicino per rendersi conto poi della reale difficoltà. E poi domenica? Domenica c'è questo Gran Premio con un montepremi importante e con un buon lotto di partenti con possibilità di successo. Intanto il giro d'onore mano destra. Sì. Chi monterai per il Gran Premio? Golda, anche se oggi ho avuto una notizia non mi ha fatto piacere, perché devo andare la settimana prossima, sono in squadra ad Atene e avevo previsto di far partire i cavalli martedì pomeriggio da Brindisi con la nave per dare una giornata di riposo a Golda che farà il Gran Premio, e oggi mi hanno avvisato che martedì non c'è posto sul traghetto, per cui devo essere con i cavalli lunedì pomeriggio a Brindisi. La vedo veramente corta, dura. La situazione dura, sì. D'altronde in questo concorso non saltare il Gran Premio certo, è inutile prevenire, sì, diventa una rinuncia, certo, eccessiva, sì. Forse. Adesso vediamo, sto cercando delle soluzioni per trovare posto martedì. Duccio Bartolucci, noi ti ringraziamo, facciamo in bocca al lupo per le prossime gare, per le prossimi appuntamenti internazionali. Noi ringraziamo il regista Roberto Cambuti.